La Regione si è attivata e nell'ultima finanziaria, nel collegato, abbiamo previsto un articolo di legge in cui individua appunto delle azioni proprio per contrastare il frullismo, delle azioni che devono far partecipare tutti gli attori, quindi ASL, comuni, enti del terzo settore. È stato fatto un tavolo a livello regionale appunto con tutte le componenti e ci sarà quindi dei bandi successivi a breve che vedranno appunto la Regione come ente fare da regia, da capofila, con delle azioni per contrastare il bullismo. Sono stati anche previsti dei fondi, 200.000 euro circa. La Regione si è attivata per far fronte al fenomeno del bullismo in aumento nelle scuole, ma non solo, e che coinvolge i giovani più fragili e sensibili, segnandoli spesso a tal punto da portarli anche a compiere gesti estremi. 200.000 euro saranno così stanziati per dare vita a progetti sperimentali. La maggior parte delle azioni sono azioni educative all'interno delle scuole, con dei percorsi appunto di educazione civica, con dei percorsi per contrastare le discriminazioni, che vengono anche fatte con un'altra, diciamo così, linea di intervento che è quella dei diritti umani, in cui ci sono dei voucher a tutte le scuole appunto su interventi contro la violenza del genere, contro il bullismo, e vediamo che hanno grosso successo, insomma, sono delle azioni insomma, che vengono apprezzate.